Cassana vicino a 1 milione di euro. Sempre le stesse cose, sempre le stesse. Hai ragione! Giancarlo! Bravo! Giancarlo! Giancarlo! Sei tu! Ma non c'è delle ragazze, ma Anto! Giancarlo! È un attimo perché non ti avevo riconosciuto! Il ciupa-ciup con le gambe! Ma non tu mangi la bomba! Non avete capito? Giancarlo! Dove stai? Non è cambiato niente! Non è cambiato niente! Ti ricordi? Madonna mia! Ti ricordi a destra? Il bar a sinistra! Ma vicino sta a sinistra! Pure fa! Madonna, da quando tempo gioca allora? Dimmi un po', dimmi un po', Giancarlo! Dimmi un po', Giancarlo! Sono emozionato! Non sei emozionato! Non capisci, dimmi un po', mi tocchi! E dimmi un po', ti sto dicendo, sono emozionato perché era da tanto tempo che non venivo qui! Mosca cieca sull'autostrada, ti ricordi i bambini che andavano nella foresta umbra e venivano lanciati lì? Che medico! Dimmi un po', e poi quella situazione che c'avevi con quell'animatrice, il sesso esagerato, guarda, inguardabile, per me guarda non si poteva proprio era una mini cozza, però comunque, ma è esagerato, Giancarlo, non si poteva vedere. Lo so, comunque, allora ci siamo sposati. Comunque, veramente, mi sono sposato con Viviana. Porca miseria! Mi sono sposato con Viviana e niente, l'amore, poi quando c'è stato i lifting, Golden Party, Crescianata, dove si è trasformata sempre più carina. Perché è una cosa di plastica che diventa? Una bambola gonfiabile, no, comunque guarda, era carina. Ma non parliamo di me, non parliamo di me. Non parliamo di me. No, non parliamo di me. No, Diego, parliamo di te, Come va? Come va? Tutto ok? Come va? Va come? Tutto ok? Come va? Allora, Giancarlo, no, a me tutto bene, guarda, una cosa bellissima, sai benissimo che io nei villaggi ho fatto e strafatto. O tossico chiamare! A livello di donne, Giancarlo, tu mi devi capire. Ma lo so, tu eri il secondatore. Ogni volta che una ragazza veniva da me. Veniva. E che era una scena, a passare a me. Ciao, molto lindo, vieni. Comunque mi ricordo, tu eri un grande. Bello, Giancarlo, io l'ultima volta che sono stato qui a 9. Che hai fatto? Sono una pizza esagerata. Veramente? Eccola qua, te la presento. È arrivata la polizia adesso. Allora. No, veramente. Ma se tu l'avessi vista, Giancarlo, una ragazza, Giancarlo, esagerata. Esagerato proprio. Alta. 2 gambe, 2 colonne. E come camminava? No, che cosa? Veramente? Come camminava? Ma che miliardino? 2 gambe, 2 metri, bellissime. 2 metri? Come? 4 metri femmine? Andiamo qui che non può cacciare. 4 metri. 2 metri, 1 metro per uno, Giancarlo. Bellissima Giancarlo, sta bionda, teutonica, bellissima. Anzi, ti ho detto sempre sulle ragazze con le teste così, le teutoniche. E un perché tu sei sempre andato avanti. Giancarlo, è una ragazza terribile, questa ragazza è bellissima, no? Mezzanotte ero a bar. A bar a mezzanotte? Ma te chi lo giuro è lui? Scusa, ma fuori. Magari mi sono avvicinato a lei. Ho detto, ciao bella. Ci sta, va bene. Ho detto, ti posso offrire un long drink? E lei mi ha detto, prendo il long drink. Posso offrire? Long drink. E quando è durato sto drink? Long proprio? Cioè long drink? Perché mi costa 4 metri, no, ci voleva un long drink. Mamma mia! Long drink, un aperitivo bello più grande, un po' alcolico, insomma anche per intemperare un po' la serata che sarebbe stata comunque esagerata. Anche nella classe! No, devi sei esagerato perché mi conosco, però comunque non avevo fatto la battuta. Allora, aspetta, sono stato là e poi gioca.
carabilisti, che fa? L'ho portato a casa, è là, Giancarlo. È là, Giancarlo. è là. È là, nel senso che l'ho portato a casa, Ho capito, l'ho portato a casa, dice che la porta a casa. La ragazza si è lasciata andare. È svenuto! Ma che è svenuto? Nel senso del letto, è là. È svenuto nel letto! Meno male, se il carabiniere non ha fatto la rianimazione. Hai fatto la rianimazione! Ho fatto la rianimazione. E tu hai fatto la rianimazione! Ma no, ti fate la fatta dietro la giudice! Eravamo all'improvviso mentre Allora si da correre! Perché non sta letto tu e correre! Veramente? Perché ti lascio lì! Vabbè, Giancarlo, nel senso, mentre eravamo lì, io stavo... La Magarella! La Magarella! Ma non sei un ballerino! Sono detto che l'avevo presa, ero lì e all'improvviso mentre io vedo le... Alto! Ah, che non dici? Donna tedesca, alto! Donna tedesca, fare amore soltanto con lampi. I lampi, Giancarlo, i lampi! Io sapevo che stava ieri, però... Dove le metti lampi? Dove si comprano i lampi? Dove si comprano? Si vede, ci sono i due lampi. Veramente? Si comprano i lampi per me, i lampi Bisenzio. I lampi di chi? I lampi Giancarlo, come si chiama? I fulmini, ed è stato lì Giancarlo che ha avuto il colpo di genio, Giancarlo. Antonio! Ma che ti attacca il genio! Ma che praticamente ma tu e Eugenio siete stati tutti attaccati e ti cercavi i lampi! Sì, faceva Maradona con genio andando in salire. Ma poi Eugenio è stato con l'agno, non capisci! Ma non c'entra niente! Il colpo di genio, l'idea mi è venuta Giancarlo. All'idea, tu e Eugenio all'idea! Ma lì che le va su, guarda! 85 metri quadrati! Sta rovinato. Stavamo lì. Lì mi è venuta l'idea. E mentre stavamo lì, dovevo fare lampi, e come ho fatto? Mettevi il dito sull'interruttore. E stavamo lì e facevi e all'improvviso alto! E Bruno vicino da donna tedesca, fare amore soltanto con tuoni. Hai comprato i tuoni? Veramente, te lo fai tuoni, chi è? Abbastantuoni. Allora, tu, dove li compri? È lì che mi è venuto il colpo di genio. Ma davanti Eugenio! Ma non chi sta, ma dai, niente da parte Eugenio, tu! Ma niente da fare che portarmi lì e me. Allora... Dai, ma di che? Eugenio, di che? Tu, vai, Eugenio, di che? Tu, Eugenio, di che? Non si capisce più niente! Erano state là, e mentre stavano in piccolo, come li faccio? Come li fai tu? Allora, mettevo il dito sul comodino, in modo tale che con rumore facevi tutti, capito? Allora, mentre stavo là, facevi poi pure lei Andiamo pulita! pulita! Vabbè via allora, donna tedesca, fare amore soltanto con pioggia. E tu sapevi veramente che ieri sera era una sera di là. E ma? La pioggia dove è? La pioggia dove compra? Ed è stato lì che ho avuto il colpo. No, il colpo di ma poi praticamente non potevi dire. No, ma non venite a teatro, proprio, l'unico che dice il colpo di testa. Io posso capire, allora per associazione il colpo di testa, va bene, il colpo di testa, chiude. Va bene, è stato lì che ho avuto colpo di genio. Ecco qua, parliamo nuovamente su Eugenio. Il genio, la lampada di Aladino. Pure Aladino ci sei, ma le torce, tu! Aladino si stropina l'idea. Aladino che esce e ti dice dentro di lei, questo qua. Questo è giocato, ora mi è venuta una grande idea. Non la faccio più.
sono andato nel frigorifero. Ah, perché tu hai casa? Come cammini? Che pantalone è passato. Ho aperto il frigorifero. Sì. Ho preso la brocca là. Sì. Ho chiuso il frigorifero. Sì. Non avevo la brocca là. E non avevo la brocca. E adesso trovo la ragazza. La brocca da cosa va? Faccio, dammi, tu. Una domanda mi sussulta nella mia mente. Che parola? Sì, Giancarlo. Ma perché? La si fatto o no? Che merda, che volevo?